Ah, quindi questo è un sentiero militare? Era, è sportivo, e carbonara. Sai Italia che se anche tu vuoi così per motivi X dire aspetta che anch'io mi faccio tutta la strada per arrivare all'ossario, cioè c'è da camminare, nel senso non è tanto la distanza, ma come hai visto quando eravamo giù c'è una bella salitina, molto ripida, parecchio ripida, vabbè, insomma, te vedi? Vedi, a me entusiasmano sempre sti roccioni della montagna, guarda che roba, che imponenza. Addio pianura, beh pianura, eravamo già in collina, solo qua, oddio, qua moto. Si che ha dato tempi. Udorde Miscea. Ma è sto sgabbiotto? Venatorio. Ah? Venatorio. Venatorio? Gabbiotti venatorio. Ah, quello che viene i drogai. È tanto divertente da fare in moto sta roba, no? E il mio istinto dice che per l'ossario bisogna girare a destra. Come ti sbaglia strada? È il piano dei cartelli. No, ma questi li ho messi nuovi. Ah, ok. Cioè, prima che dare solo un coso lì paretto già con coso giallo. Sì, aiuta per non far perdere altri Andrea del T4 in giro per il mondo, ne mettiamo 3. Cosa? Quando fate queste facce mi preoccupo. Se ben persi, no? Il cartello dice qua. Sentiamo l'odore da miscela. Sì, anch'io sentivo l'odore di miscela. Anche adesso. Cos'è sta roba? Termine del bosco. Termine del bosco? Sì, perché il bosco si divide in varie parti, no? Dai vari proprietari. E questo segna il termine, dove finisce un tocco di uno, un tocco di altro. Pensati. Ti segui le linee, di solito che sei il geometra che ti dice l'utilizzazione del bosco. Guardati. Ti segui i pareti oppure che sei di sassi abbastanza grandi con la croce in mezzo e ti segui dove che sei il tocco del bosco. Guardati. Ma che forte questo, sembra tipo artigli di dinosauro. Sì, non mi dispiace per i ragazzi che sono passati, ma si snasano la scorresa di Singano. No, qua scampa, fioi. Wow, bellissimo. Tutto ciò soddisfa anche un po' la voglia di Cansiglio. Su sta. Ho sentito un rumore. Comunque dicevo, tutto ciò soddisfa anche la voglia di Cansiglio che avevo in questi giorni, perché all'interno del bosco del Cansiglio ti ritrovi, diciamo, in mezzo a tutta questa roba a 360 gradi. Continuo a sentire rumori. Come manca mezz'ora? No, manco. E perché 0,30? Perché anche prima sono 0,3. 0,40 prima. Allora sì. Infatti si è fatto il male, quindi si è fatto un 0,10. Adesso si va fare il triplo di quel che si è fatto. Ma locanda e balasso. Cosa? Che è? Cosa? Senti muovere. Sarà lo scoiattolo? Infatti hanno capito che prima sentire casino. Vabbè, moriamo uccisi dall'orso. Sai che la tomba io la voglio in legno, cioè legno quello classico, no? Proprio a mo' di guerriero americano, sai che gli mettevano la croce proprio fatta alla buona. No, perché io devo passare a fotografia, che stavo dicendo la foto qui a barba tagliata, perché sennò dopo me nonna dice che non sono in ordine. Quanto belle non sono queste stradine, ma che roba, bellissimo, da tanto volevo fare una roba del genere. Infatti Andrea mi ha capito, quando io gli avevo detto cosa dovevo fare, lui ha capito tutto. Ah sì, pensavo chissà cosa, che delusione, neanche un orso che viene fuori. E là? Okay. Che cisterna? Aspetta, qua cosa? l'ultima volta che c'era il campo scout. Ah sì? Sì. C'era il campo scout. E che cisterna? La cisterna sarà... La cisterna? Sì. Che bella Vicenza. Sì, era il trattore là sotto. Ma sì, in qualche modo vedi c'è sta qua che è una strada, ovviamente di sterrato, e con se asciutto con l'auto ci sali. Altrimenti no, eviterei di fare ste robe. Ma che spettacolo! No, ma è un spettacolo anche con la nebbia, il suo fascino, guarda, togli la strada, fai un'inquadratura così, guarda che bello, e che ho il trattore in mezzo, che mi riporta un po' alla civiltà, no? Però, vedi, la nebbia è quel sinonimo di ignoto, di oscuramento, no? Del campo visivo, ossia della conoscenza, e pertanto quel mistero, no? La nebbia è mistero. Certo che io Veneto, pur di parlare bene di te, guarda che passare che la nebbia è il mistero. Come, adesso di già 0,20, ma chi cazzo fa le misure qua? Ok, tradotto il 0,20 significa 800 metri. Però guarda che sono curioso di vedere se trovo Baiasso. E che mi fa confusione. Perché prima Baiasso di qua e dopo Baiasso di là. Cioè... Guarda l'Italia qua. Tu stai Andrea, guarda.
qua sconto il capanno del cazzo qua dentro. Sì. Che noi ne spari in quel culo. No, penso di no, dai. Burone della morte. Allora, piccolo memory per Singano. Non sta mai da fare le 52 gallerie. E 52 gallerie, magari Andrea non sa che le ho fatte in moto. Qui sì, con ancora le foto, qua brutale. Si mi hanno super gallerie. E era una strada dei sassi, sì, con i tornanti e chilometri di strapiombo del Buron. E adesso una supa... Non so, ma portare, ovviamente non sarei mai nami. No. La gente con le ciaspole e noi con le moto da strada, giustamente. Durante la prima guerra mondiale con casino sì. si stava a fare... Porto qua, sì. Questi sentieri qua e tieni in botta ancora adesso. Sì. Altro che... E punti di Genova. Sì, esatto. No, c'è Andrea che dice sempre il peccato che non c'è luce, no, si sta bene così. Anzi! Allora dopo ti porto a vedere il ponte tibetano. Per carità del Signore. Tanto non ti vedi niente. Ah boh, è vero. No, la cosa che sto apprezzando, non ci sono mosche, zanzare e cimici. E pensa a Poretti, i poveri soldati che oltre a sapere che andavano a morire dovevano farsi queste robe qua che magari avevano le vertigini, certi, no? Pensa a te, guarda. Altissimo, purissimo, singanissimo. Boia culla, colacca, tipo Deborah o Samantha, dopo aver mangiato l'aglio. Che fola! Ciao! Ho il coraggio. Si manca l'olio, guarda che era tanto stretta. Sì, ma... Passare con moto da cross qua, ragazzi. Ma sto cosa è larghezza della strada, dopo che la gamma. Sì, ma... Vedete come chiedere? Coraggio, veramente bravi. Su. Questo deve essere un bunker o no? No, è chiuso. No, ma sarà per riporre della roba, oppure ok. si che aveva, magari sotto bombardamenti che aveva da Ripararsi. ripararsi. Un carteo. E ora, da qua l'è l'uomo che tira calci in posa egiziana. Beh, guarda che con tutto quel che sa camminare può anche essere l'Egitto, eh? Guarda che opere d'arte, guarda che composizioni floreali, eh? Non so i nomi, però la strada che abbiamo fatto in moto era larga uguale, così, proprio sta mulattiera. Che ma che ti ha fatto una suga brutale, si fa una roba. Me l'hanno portata giù. Io quella volta sono sceso con Ducati Monster abbassato e se la Francesca sta guardando il video si ricorderà di quella giornata. Mi seguo ancora gli incubi. Fermi tutti. Perché gli ha tagliato un albero così alto? No, per far legna. Cioè uno non è che per far legna se fa strachilometri di salita in montagna a piedi. No, cioè è tagliato con una motosega questo, vedi? Perché io ho tagliato? Forse era malato, probabilmente, a vederlo non lo so. Però vedi, uno do domande e si fa. Tipo, perché l'hanno tagliato e che giorno cade Natale. Però vedi Andrea, avendo studiato su vari film sta roba, è un buon segno che noi qua non troviamo vacche squartate, roba del genere, perché significa che non le Tyrannosauri Rex o mostri delle montagne, quindi Giusto? sì, è un posto secondo me abbastanza sicuro, eh. Oh, spettacolo, siamo arrivati. Che stavo guardando un po' per terra, ho alzato lo sguardo e wow, andiamo a vedere. Perché gran calma ragazzo, te garantisco che dopo tutta sta lunga camminata in mezzo al nulla, tra virgolette, in mezzo alla natura, trovarsi sta roba qui fa tanto contrasto, cioè proprio ti abbaglia. Vero Andrea che abbaglia? Anche Andrea, quello del D4. Cosa è successo? Avevo fatto una domanda a Andrea, gli ho detto ma secondo te l'ossario perché è qui? Allora lui un po' mi ha riassunto la storia, però io non stavo registrando, allora gli ho detto no, io non ripeto, cioè le cose vengono spontanee, mi fa ma rifai, rifà lui, perché a me non viene, cioè la domanda vabbè era ma perché proprio qua? Cioè sono morti qua? Cioè in questo punto qua? Punto sì, domanda. praticamente qua c'era la linea del fronte super subito tra Austria e Italia. Qua praticamente il confine hanno fatto qua perché predomina su a Valleura e a Valarsa, il punto dove hanno fatto l'ossario. Lo vedi da Valleura, lo vedi scagliare sul cielo praticamente. Quindi è stato scelto proprio come punto simbolico per essere più visibile. Wow! No, fantastico con la nebbia. Italia, ringrazia Andrea del T4. Dica, grazie Andrea del T4 che ci hai fatto scoprire sto posto. Dai, tutti in coro. Grazie Andrea del T4. Tipo a messa, grazie. Amen. No, è un fascino pazzesco con la nebbia, bellissimo. Preferisco.
Boh, vedo un cancello, sì, è aperto. Ma perché ha messo quel cancello? A parte che noi... Ah no? È zona militare? Sì, zona militare. A parte che, vedi, hanno messo anche qui i cosi, quindi non potevi neanche scavalcare di lato. Però se non ti faceva scaletta, potevi passare da quella parte di muretta là e ce la facevi. Bambini, non imparate. Ascoltate invece Andrea che ha detto che... C'è il museo della prima guerra mondiale. Esatto, capito? Quindi no, scalette, entrare dove non si può. No, dai che mi fai fare brutte figure dopo. No, guarda quello col camper. Si è messo? No, perché qua c'è la strada Italia, no! Allora, a parte che ovviamente noi preferiamo di gran lunga fare il percorso wild. In ogni caso, vabbè, sì, è venuto col camper, ma non per star qua, ma solo per visitare, perché dopo ovviamente chiudono e lui deve andare via. Non è che tipo si sveglia alla vista con l'ossario, no. Insomma, sì, guarda Andrea, era civiltà. Ah, bene, dai. Sì, ma voglio fare una piccola premessa. Sul lato trentino, qua siamo sul lato trentino. Anzi, aspetta che stiamo distanti, sono più rompicoglioni. Voglio fare una piccola premessa sui parcheggi del lato trentino. Ricordevi di pagare il biglietto, perché deve fare una multa e attaccare l'altra. Cioè, no, dove che sono lì? No, sul lato... Non lo so Andrea, perché c'è zona militare, non lo so se è legale, non lo so, però proprietà privata, non lo so, non ne ho la minima idea. Però forse mi pare che sti divieti di droni non fossero sempre così facilmente leciti. No, così mia cosa dell'articolo della legge di questo e di quello. No, difatti, no, ma quello l'ho visto anche in altre parti che ne parlavano sui gruppi di droni che dicevano che erano illegali quei cartelli, tipo il divieto del camper. Cazzo, mi ricorda da morire questo edificio Return to Castle Wolfenstein, che era un vecchio videogioco. Sì, là dentro c'erano i nazisti, io entravo e li sbudellavo tutti. Sì, in te gioco sì. Wow. Vedi Italia, alle mie spalle, qui un po' storto, ma perché ho la fotocamera storta, in realtà eccolo là, l'ho rimesso in bolla, c'hai il museo e, spostete, di qua c'è il bar. Lo dico più che altro per Fabio, perché Fabio le più interessa al bar che al museo. Tira il capo e fico in camperino, capo guarda che t'ha freccia spaccata. E del pannino 4x4 con le ruote da sterrato, ne vogliamo parlare. Annebbia gli irticolli, anzi annebbia e basta, perché gli irticolli non ti vede mia. No, spariva anche all'ossario, te che ne vede lo prima che... Se spariamo anche noi altri, tutte le teche con i stroppi, con tutte le cose. Io non posso entrare, Andrea sì, Mattino. E se qualcuno ha perso Xavi. Cosa ho scritto Andrea? I dati tecnici del Canon. I dati tecnici del Canon. Sei chi va a progettare? No, chi lo va a progettare? Skoda. A Skoda? Dai. Sì, e aveva una gittata massima di 7 km. 7 km? 7.000 metri. Boia? E sparava una cadenza di tiro di 8 colpi al minuto. Boia? Sì, proprio. Skoda fa robe fatte bene. Da come avrai brillantemente dedotto, all'ossario dobbiamo ancora arrivarci. Lo stiamo circumnavigando per vedere tutti i cannoni che sono stati posti lungo il suo perimetro. La maestra di geografia sarà soddisfatta del mio perimetro. Ma attaccavolo al camper sto qua e l'ultimo anno ho sparato colpi così. Non credo che si può. Questo è già molto più moderno perché vedi che ha già le ruote con le gomme e le ruote in metallo, mentre l'altro aveva le ruote interamente in legno. Questo qua è del 35. Del 35? E neanche questa è una gittata di 7 km. Sì, tirava tutti i 7 km. Ho granata perforata da 1,5 kg. Il principe Carlo Inghilterra nell'anno del centenario scese a questo colle a prendere onore ai soldati. Proprio lui? Sì, del mio qualco d'elicottero. Proprio lui. Poi l'Italia. Un po' l'Italia, un po' gli italiani. Non è che... sembra quasi una frase fatta perché la senti dire tante volte, no? Che non serve andare fuori perché quante robe abbiamo in Italia. Il succo del discorso è: se prima non vedi tutto quello che abbiamo in Italia è inutile che vai a farti chilometri per il cazzo a vedere altre cose in giro per il mondo. Questo a meno che non vai a visitare alcuni posti dove allora la cultura cambia, non dico radicalmente, ma cambia tangibilmente. Allora lì sì ha senso spostarsi, cambiano i modi di fare, gli usi, i costumi, no? Quindi vai a scoprire nuove civiltà. Ma se invece quello che vuoi andare a scoprire sono monumenti, come dire, ma anche luoghi naturali, ricordati sempre ragazzo che l'Italia è al primo posto. È al primo posto come biodiversità, come storia, come cultura, come epoca singano, cioè non serve stare là a parlare tanto, così singano. Wow! Oh, è anche aperto, ma io non ho la mascherina, porca puttana. Non c'è nessuno dentro? Manco quello, dai. Non scrivere sui muri che magari anche altro. Purtroppo. Wow, no, ma si poteva anche salire. Wow, Italia. E che come faccio io a salire che non ho la mascherina? Se non c'è nessuno, Andrea... Ok, andiamo. Oh, cosa c'è qua sotto?
Tutte le tombe, guarda, che senso, quante. Le vedi Italia? Prova a muovere. C'è anche tanto eco. Pazzesco. Che roba incredibile. Vabbè, non c'è nessuno qui dentro senza mascherina. Non avevo in previsione di entrare qua dentro. Cioè, la previsione era quella di un sentiero completamente wild. Aspetti, mi bifolco. Wow. Dove sei tu? Qua? Cos'è? Non capisco. C'è una cosa nell'oscurità là. Che robe. Non sento niente, c'è l'eco. Wow, che figata! Che dipinti, che colore, che luci, che ambientazione. Italia è stranissimo, è molto bello, molto. Guarda questo vetro, guarda che roba, guarda come è dipinto. Gli affasciami qua che con la macchinetta non è che vado proprio benissimo ad arrampicarmi su. Cosa? Wow, che cacchio figata. Wow. Sì, non si vede niente di niente, giustamente. Sì, siamo in il tetto proprio. Wow. Fantastico Italia, fantastico, bellissimo, bellissimo posto, voto 10 alla puntina di Andrea, veramente. Ma che panorama però. No, bello. Ah, quindi si poteva entrare anche da sotto? Sì, non si sale su, però c'è tutto l'ossario, puoi visitare l'ossario, sì. Ho capito, però in questo preciso momento è chiuso. Per via del Covid, esatto, bravo. 5.146 caduti italiani e 40 austro-ungarici. Durante la guerra sul Pasubio sono stati fatti vari cimiteri, dopo quando è finita la guerra, ha disseppellito tutti i morti e li ha portati tutti quanti qua. Invece qui del Novegno, che c'è un monte qua vicino, si seppellì a Schio. Ringrazio Madre Natura e anche a Zia e tutti quanti per la nebbia che ci è stata donata oggi, perché personalmente, in base al tipo di contesto, quindi bosco nel periodo autunnale, preinvernale, monumenti dei caduti, no? Secondo me è proprio l'ambientazione ideale, perfetta, è la sua. Col bel tempo voi vedete il parco di Avezza là in Inghilterra, che è tutti i fioretti, tulipani, scoiattoli, ma in effetti è gonfia, non so come stile, mi ricorda, non so perché, un po' lo stile austriaco tedesco, no? Sto casone qua. Per quello ho detto mi ricorda Return to Castle Wolfenstein, no? Cioè a parte per l'entrata, ma proprio anche per la forma, i colori, il tetto. Vabbè dai, via che ci chiudono dentro. Cosa? L'anello del Campogrosso. Ah, la strada che porta all'anello di Campogrosso. Ti porta al ponte tibetano. Ah, ponte tibetano. Cosa che data l'ora e data la schiena che mi sta sistemando l'osteopata, tra parentesi vertigini, non è il caso. Ah, avrei notato che adesso la qualità audio si è abbassata notevolmente perché ho finito le batterie del microfono Rode. Però posso attaccarglielo direttamente alla macchinetta. Eccola, fatto, tac, sa meglio, no? Aspetta, voto 10 a puntina, ma come puntinatore, però scusa un attimo. Sono appena venuto a sapere da Andrea, quel del T4, che qua siamo in Trentino. Cioè a piedi siamo andati dal Veneto al Trentino. Ah sì sì. E non mi ha detto niente? Cioè, non so. Siamo in zona rossa. Io è vero, torna in Veneto. Che forte la montagna nella nebbia, la vedi? Guarda, sì che la vedi. Focata. Tutto a pagamento. Beh sì, perché siamo in Trentino qua. Sì. Gana fame, che in Trentino e metà fa basta. Che ne contava anche a Ezio, e se tutto a pagamento, i rompicoglioni ai camper. Guarda che bell'albero tetaro, che sarebbe tetro. Tetaro. Mi domandano, chi Eh. che ogni tanto porta sti sassi, non capisco. E venire su dalla montagna?
Secondo te porta qua? Non so, magari pensa sul serio. E che cacca là? Magari un cagnetto. Ah, proprio è roba da pantegane? Sì, sarà una pantegana. Allora, che ha sbagliato un attimo il puntinaro, perché praticamente l'ossario era in Veneto, il che significa che i morti da fame e i morti da skei sono i veneti. E quindi adesso entriamo in zona rossa. Però do punti in favore al Veneto, gli altri sono tutti adesivi, pinzoni, e il Trentino niente, niente. Ma boh, io avrei tagliato perché vedo macchine. Però magari quella è un'altra strada, noi dobbiamo andare di là, quindi dopo ci ritroviamo chissà dove. Quindi va bene così. Le puntine del mondo, informazione per i pampini. Lo vedi sti pali qua che trovi in montagna? Quei pali lì servono per capire fin dove arriva la neve, sono degli specie di metri per la neve. Non a caso li trovi appunto nelle strade di montagna. Mentre qui a destra c'è Andrea del T4. Ma che robe strane che ha. E guarda che bello il contrasto tra limpido e nebbioso. Cos'è sta roba? La stazione nivologica. Nuvologica. Nivologica. Nivologica. È un'area che misura praticamente la densità della neve, la quantità e tutto quanto cosa meteorologico. Pensati. Ah sì? Quanta cultura Italia. Tu tenti un canale Sol? Cosa? Come? E questi misuratori di vento, no? Ah, paleoliche. Ma così piccenine? Sì, ma guarda come che gira con l'aria. Ah sì? Che gira e bae? Ah. Dalla regia suggeriscono che siamo al piano dei fugacce, ma si dice così o è piano delle focacce? No, fugassa. Fugassa, quindi vedi Italia, quando io ti parlo in dialetto, ok, o Andrea e gli altri ti parlano in dialetto, in realtà no, è la lingua veneta, ok? Perché quando tu poi entri in Veneto, vai in casino, allora noi ti abituiamo già, cioè piano dei fugazze e piano delle focacce, cioè capisci? Quindi ti ritroverai che vai in un bar magari affamato, no? Vedi tutte le focacce là e gli dici: ah signora vorrei una focaccia, ah signora è una focaccia, ah focaccia, e te mori di fame, ok? Quindi vedi, le puntine del mondo ti salva la vita. Ma che tronco, t'avui da picnic dappertutto? Sì. Ti piace fare picnic? Ma Andrea non vorrei dire, ma siamo ancora in Trentino qua, eh? Ah no, arrivederci, tasi va. Goodbye. Buon. Ah, eccolo là, Veneto. Ah, vecchio confine di cosa? Ah, vecchio confine italo. E quindi, cioè, noi altri qua siamo in Austria. Qua siamo in Austria e siamo in Dopo il coso qua, siamo in Italia. Aspetta, eccola. A faccia del lockdown, pensa a carne che me c'ho dopo. In un giro solo che ho fatto Trentino e Austria. Durante il lockdown sta un signore da Rovereto che compie gli anni e non potendo andare da mamma a festeggiare neanche a mamma, le mangia sotto qua in confine che aperto a tavola e uno da una parte e una che altra, uno usare in Trentino e l'altro usare in Veneto. È vero che figata, puoi sentire in lontananza la civetta, chiamasi Suita nel nostro Veneto. Oh, civiltà. Ma vorrei ben dire Andrea? Ma te pare che dediche in accesa ai contrabbandieri, no? Ma no. Cioè, questo sarebbe stato un ristorante pizzeria molto tipico, molto faigo. Ma devono chiudere. Tassi che non si vede più niente, tassi che abbiamo scelto la strada. E Italia, Yuri e Andrea ti salutano perché è finita la batteria. 2%. Ciao belli! Ciao! Eccolo!